Legno. Buongiorno, buongiorno da Renata Galanti agli ascoltatori di questo spazio di Radio Padania che mette in scena la nostra salute. E oggi parliamo di cittadini con infarto miocardico. Allora, lo scorso 22 aprile si è svolto a Milano un importante convegno in cui si è sottolineato come sia importante, vi leggo, presentato dalla Società Italiana di Cardiologia Invasive, il rapporto Rete IMA-Web 2, seconda rilevazione nazionale sullo stato di attuazione delle reti territoriali per il trattamento dell'infarto miocardico acuto. Il 95% della popolazione italiana è coperto dalla rete. Il ricorso alla procedura salvavita di riperfusione coronarica mediante angioplastica primaria, che significa la riapertura meccanica del vaso e impiego dello stent, avviene nel 64,7% dei casi. Era praticata in poco più di un terzo nel 2008 rispetto alla precedente rilevazione 2007-2008 e inoltre raddoppiato passando dal 42 al 79 il numero di pazienti con infarto diagnosticato sul territorio che vengono inviati ai laboratori di emodinamica senza transitare dal pronto soccorsi. E questo vuol dire accorciamento dei tempi di intervento. Dovremmo essere collegati col dottor Alfredo Marchese, consigliere della Società Italiana di Cardiologia Invasive GISE. Pronto? Siamo collegati? Ah, buongiorno dottore. Buongiorno dottore. A voi, buongiorno a lei. Allora, stavo leggendo il comunicato stampa diffuso lo scorso 22 aprile per quanto riguarda appunto il paziente con infarto miocardico. Voi ci avete preparato per noi un manuale, tre regole d'oro. Mai pensare non può capitare a me. Al minimo sospetto chiama il 118, non aspettare che ti venga l'infarto, anticipalo. Allora, mai pensare vuol dire che se provi un forte dolore al torace, prolungato, insorto a riposo, intenso come una morsa al petto, non attendere che ti passi. L'infarto non si manifesta sempre con il più conosciuto dolore al braccio, ma può coinvolgere lo stomaco, la spalla, il collo, la mandibola, anche la schiena fra le scapole. Allora, abbiamo parlato anche di quello che si sta facendo sull'angioplastica primaria. Allora, lascio a lei, dottore, la parola. Allora, intanto la ringrazio tantissimo per questa opportunità che viene data a me e a tutta la società scientifica e la sensibilità nell'aver preparato un intervento di questo genere. Come lei ha sottolineato in maniera chiara e straordinaria nella sua introduzione, il sistema della rete per l'infarto miocardico acuto che vede l'intervento del 118 come primo intervento a domicilio o sul territorio qualora il dolore appunto insorga per strada o al domicilio stesso del paziente, rappresentano l'elemento fondamentale su cui volevo sottolineare e soffermarmi. Intanto
La prima regola d'oro che lei citava si riferisce al fatto che si è osservato che molto spesso, un po' per un fatto psicologico, come è giusto anche che sia, la mente umana del paziente cerca di allontanare da sé il pensiero dell'evento negativo e che quindi l'insorgenza del dolore al petto, quando questo anche si manifesti con caratteristiche chiare come un dolore, una stretta al petto, un senso di oppressione a sbarra, e magari non è al petto ma lo raggiunga al braccio o alla mandibola, bene, in questi casi c'è sempre un ritardo sia nel sperare che passi e che quindi diciamo questo dolore sia un qualcosa di transitorio, e intanto voglio sottolineare che non è un dolore in senso classico, ma è proprio un senso di oppressione, di peso, di fame d'aria, di ambascia, e che possa non capitare a me. Cosa significa? Significa che molto spesso siamo portati a perdere tempo sperando che passi piuttosto che allertarci subito. Ma anche ci sono pazienti e casi nei quali questo sintomo molto chiaro, e noi tutti sappiamo che l'opinione generale è quella di avere il dolore al petto e al braccio sinistro, come ci hanno insegnato a ricordare, a riconoscerlo, non accade sempre con queste caratteristiche. Ecco. La stragrande maggioranza dei casi che arrivano in ritardo è dovuta a un dolore epigastrico, per intenderci alla famosa bocca dello stomaco. Gli infarti della parte inferiore del cuore possono avere l'esordio con un senso di stretta, di peso proprio in quella zona, quindi non rappresentando il torace e il braccio l'elemento fondamentale, ancor più si attribuisce magari a un'indigestione, a qualcos'altro, Ecco. il problema allo stomaco. Ancor di più se poi noi pensassimo che alcuni soggetti, per esempio i diabetici, hanno una bassissima risposta e sensazione al dolore per causa della neuropatia diabetica, possono talvolta non avere proprio il dolore, o gli anziani o ancor di più le donne avere dei sintomi che non sono il dolore, ma per esempio un affanno improvviso, la fame d'aria, quindi questo affanno senza non accompagnato dal dolore, quello può essere il primo segno di un infarto. Allora, cosa succede? Succede che molto spesso noi nell'errore di cercare un'autodiagnosi pensiamo che non sia un infarto e quindi lo attribuiamo a un eccesso alimentare, un colpo d'aria o a qualcos'altro. E quindi la prima regola è chiedere subito aiuto da questo punto di vista. Quindi non sottovalutare, non fare autogestione, soprattutto non pensare non può capitare a me, non è a me che sta arrivando l'infarto. E da qui la seconda regola. La seconda regola è quella di non cercare l'aiuto nel familiare più vicino, magari c'è un figlio che è al lavoro, allora lo si cerca telefonicamente, il figlio non può lasciare il posto di lavoro, oppure cercare nella signora che abita vicino, un familiare più vicino, o chiamare un taxi. Sono tutti mezzi e sistemi inopportuni, fanno perdere tempo, ma soprattutto l'arrivo più indicato è quello dell'arrivo dell'ambulanza. Perché dell'ambulanza del 118? Perché il 118 ha innanzitutto il personale specializzato, è rapido, ma soprattutto qualora sia dotato delle apparecchiature per la telecardiologia è in grado di trasferire l'elettrocardiogramma alla centrale operativa o comunque al centro che può refertare quell'elettrocardiogramma, e quindi ancora prima di muoversi sapere che in quel paziente si sta realizzando un infarto. Questo cosa significa? Significa che se io avessi chiamato un familiare, il taxi o l'amico o l'amica più vicina a noi come abitazione, ci avrebbe portato certamente nell'ospedale più vicino. Attenzione che l'ospedale più vicino non sempre è quello idoneo dopo per intervenire sull'infarto ed eseguire l'angioplastica. Noi possiamo essere vicini al più bello ospedale che abbiamo vicino a casa nostra, ci portano lì,
ma c'è un ulteriore ritardo, perché se lì non viene seguita l'angioplastica, mi dovranno trasportare poi da quell'ospedale al centro che fa l'emodinamica, mentre il 118 a casa, eseguito l'elettrocardiogramma e fatta la diagnosi, ci porta direttamente all'ospedale, dove saranno certamente pronti ad eseguire l'angioplastica, ed è quello che lei ha sottolineato nella sua perfetta introduzione. L'ausilio dell'elettrocardiogramma sul territorio, quindi della telecardiologia, e del 118 dall'altra parte, hanno permesso che, se prima l'utilizzo della rete e l'arrivo all'angioplastica era o raggiungeva in Italia, in alcune zone, solo il 50%, questo è arrivato al 75%. Benissimo. Scusi dottore, a macchia di leopardo, oppure ogni regione ha, diciamo, rispetto ai cittadini, la percentuale di... No. Allora, il dato è abbastanza uniforme in tutte le regioni italiane. Ecco. Alcune, nell'ambito di ogni singola regione, esistono ancora delle aree che hanno ancora una difficoltà a organizzarsi. Allora, su cui sicuramente voi vi state attivando per... Allora, apriamo i nostri telefoni 0266203529 per chi fosse interessato a porre domande al nostro ospite. E ci dice la regia che abbiamo già 2 telefonate, le ascoltiamo. Pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Giorgio da Sesto. Buongiorno. Dottore, io ho già avuto un infarto per 3 giorni consecutivi, proprio perché, diciamo, il sintomo non era l'oppressione allo sterno, ma era un mal di spalle. Pensavo si trattasse di uno sforzo aver fatto durante questi giorni, e quindi non gli ho dato un peso, ma la notte non riuscivo a dormire. E le 2 notti successive era diventato un calvario, dopodiché mi sono deciso a chiamare il pronto soccorso con 118, il quale ha capito immediatamente che si trattava dell'infarto, e quindi sono riuscito a essere salvato, e poi hanno applicato anche uno stent. Ecco. Però adesso, siccome spesso capita di poter avere dei malesseri, e il cardiologo mi ha detto: quando lei accusa qualcosa di questo genere, non si preoccupi, chiami pure il 118 e si faccia portare al pronto soccorso. Io ho fatto questo diverse volte, ma adesso, siccome la risposta era, diciamo, un elettrocardiogramma sovrapponibile ai precedenti, quindi non è risultato granché. Adesso sono veramente bloccato nel dover chiamare il 118, perché quando ho queste diciamo, situazioni anomale, io non voglio disturbare un 118 che potrebbe anche dare aiuto a chi effettivamente in quel momento ne ha bisogno, e quindi che cosa faccio? Soprasiedo e aspetto che passi. Faccio male? Benissimo, Sì. Questa è un'importantissima domanda. Ascoltiamo la seconda telefonata, poi dottore lei risponderà a entrambe. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono io? Sì, e lei? Buona Padania, sono Alberto da Villa d'Adda. Buongiorno. Secondo lei una buona prevenzione, siccome io faccio la visita medica annuale medico-sportiva non agonistica, e c'è compreso anche l'elettrocardiogramma, secondo lei è una buona prevenzione per prevenire un infarto o non si può risalire? Quanti anni ha? 46 adesso, sono ancora giovane, però... Sì, ha fattori di rischio? Per esempio fumatore, pressione alta, diabete? Mia mamma era tanto rischio ha fatto 3 infarti, quindi Perfetto. Secondo me c'è buona probabilità che in futuro, però non lo so. Non ha mai eseguito una prova da sforzo, giusto? Le eseguivo 20 anni fa, quando facevo agonistico sportivo. Sì. Adesso faccio solo l'elettrocardiogramma, non sotto sforzo. Ho capito. Benissimo. Allora, dottore, lei ha 3 persone a cui rispondere.
La terza, abbiamo allora, dottore, fra poco ci sarà un break. Lei può fermarsi qualche 5-10 minuti in più? Assolutamente sì. Oh, benissimo. Allora, ascoltiamo la terza telefonata, poi ci sarà il break e poi la rimandiamo le risposte a dopo il break. L'ascoltiamo. Pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno. Sono Paola. Senta, io le volevo fare questa domanda. Io ho mio suocero che ha avuto un infarto e gli hanno fatto l'angioplastica, poi lui si trovava in una località marina e gli hanno fatta lì. Poi ne ha dovuta fare un'altra, dopo un'altra angioplastica, dopo un mese e mezzo così. Sono una ventina di giorni che l'ha fatta la seconda. E però lui dice che sente ancora questi dolori verso il collo, affaticamento. Io gli dico di aver pazienza così, però lui si preoccupa un po'. Ecco. E volevo sapere, esatto, premetto che non sta proprio tranquillo, cioè lui vuole andare ancora a camminare come faceva prima e poi un po' agitato perché non si rassegna che ci ha avuto questo infarto, che deve prendere queste pastiglie e tutto. E aspetto una sua risposta. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Abbiamo 3 risposte dal dottor Marchese. Adesso il nostro regista mi sta suggerendo che c'è il break e poi il dottor Alfredo Marchese risponderà ai 3 quesiti. Grazie. Causa mal di schiena, i voli sono cancellati. I dolori ti fermano? Puoi provare Speedidol, ibuprofene con arginina. Può agire dopo 5-10 minuti.
2. Eccoci di ritorno. Per chi si fosse messo all'ascolto in questo momento, sono Renata Galanti e stiamo parlando col dottor Alfredo Marchese, consigliere della Società Italiana di Cardiologia Invasiva, a cui sono state fatte 3 specifiche domande da parte degli ascoltatori. Bene, dottore, attendiamo allora le sue risposte. Bene. Allora, le dico subito che le 3 domande sono straordinariamente calzanti e mi danno anche l'opportunità di soffermarmi su un altro elemento. Allora, rispondiamo subito. Alla prima domanda, faccio bene a chiamare il 118 dopo aver avuto il primo infarto e qualora mi sovvengano e si ripresentino dei dolori? La risposta categorica è sì, non deve assolutamente avere problemi, come ha detto l'ascoltatore, di disturbare o di creare falsi allarmi. Un consiglio che credo e naturalmente anche il suo cardiologo gli avrà dato: certamente dopo un infarto del miocardio tutti i pazienti vivono uno stato di allerta e quindi dei dolori che precedentemente, dei fastidi che precedentemente non raggiungevano neppure la nostra coscienza, nel senso che non gli davamo peso, diventano un allarme, e questo fa parte della reazione psicologica di ogni individuo dopo che ha superato un evento così drammatico come quello dell'infarto del miocardio. Però ci sono alcune piccole regole che possono aiutare. Intanto le caratteristiche. Se il dolore che uno ha dopo aver avuto l'infarto ha delle caratteristiche simili a quelle che ha avuto la prima volta, questo è già un elemento che deve mettere con maggiore attenzione il paziente pronto a chiamare il 118. Ma ci sono altri 2 elementi. Intanto la durata. Tutto sommato dei dolori di natura cardiaca, se sono anginosi, semplice angina, cioè non l'infarto, hanno una durata che varia tra i 2, 3, 5 minuti fino a un massimo di 10 minuti. E quando questi dolori invece diventano più lunghi di mezz'ora, o non è nulla o può essere l'inizio di un infarto. Quindi diciamo che i dolori fugaci di qualche attimo, di secondo, che durano 1 o 2 minuti, ma che passano spontaneamente dopo 1 o 2 minuti, già possono non essere presi come un allarme assoluto, ma avendo avuto già degli eventi precedenti, certo, diventa importante comunque farsi fare l'elettrocardiogramma, cioè escludere questo. L'altro elemento importante è che tutti i pazienti che hanno avuto angina o che hanno avuto l'infarto dovrebbero, o meglio, devono avere con sé un farmaco molto semplice, che è la trinitrina, chiamato come trinitrina, o anche il Carvasin, che è l'equivalente. Bene, all'insorgenza di un dolore sospetto o simile, si prende questa trinitrina sotto la lingua, la trinitrina in granuli si frantuma con i denti e si tiene in bocca sotto la lingua, o il Carvasin è proprio una pillolina che si scioglie sotto la lingua. Se il dolore scompare, passa nell'arco di 1, massimo 2 minuti dopo l'assunzione della trinitrina, è evidente che è un dolore cardiaco, cioè non solo è curativo, ma ci fa fare anche diagnosi, cioè ci fa dire sì, per essere passato, quindi è sensibile a un farmaco che è appunto un dilatatore delle coronarie. Quindi avere sempre con sé la trinitrina ci aiuta anche a distinguere questo. Ma alla prima domanda certamente sì, fa bene a chiamare il 118. La seconda domanda era del nostro ascoltatore di anni 46. Sì. Il nostro ascoltatore ha messo in evidenza un elemento fondamentale, che è la terza regola d'oro: non aspettare che ti venga l'infarto, anticipalo. Cioè tutti i soggetti che hanno fattori di rischio, sono ipertesi, sono fumatori, sono diabetici, sono sovrappeso, o soprattutto hanno una familiarità, come nel caso del nostro ascoltatore, è bene seguire controlli cardiologici un po' più approfonditi. Superati i 40 anni, soprattutto se abbiamo dei fattori di rischio, è opportuno eseguire almeno una volta all'anno, o magari una volta ogni anno e mezzo, un test da sforzo. Il solo elettrocardiogramma può non essere sufficiente a svelare una malattia coronarica.
perché in pieno benessere l'elettrocardiogramma anche in pazienti che hanno l'angina non ci dice nulla, o abbiamo la fortuna di fare un elettrocardiogramma nel corso del dolore, e talvolta anche in quei casi l'elettrocardiogramma può essere muto, si dice, cioè non svelarci un'ischemia cardiaca, ma è bene comunque fare degli accertamenti ulteriori. Il nostro ascoltatore ha fatto tante prove da sforzo quando era agonista a 20 anni, certamente a quell'epoca la malattia coronarica è molto rara, se non inesistente. Oggi che ne ha 46, purtroppo a 20 anni tutto è rosa, purtroppo superati i 40 e soprattutto con la familiarità 40, è giusto eseguire almeno una volta all'anno, una prova da sforzo. Di solito si fa una volta all'anno, una volta ogni anno e mezzo, e quindi da questo punto di vista la risposta è sì, fare gli accertamenti, ma non soltanto l'elettrocardiogramma semplice. Anche sotto sforzo. Alla terza domanda, ecco, sul fatto di aver avuto già un infarto e di aver fatto poi un'angioplastica, evidentemente c'è una malattia multibasale, io vorrei tranquillizzare l'ascoltatrice in quanto figlia e l'ascoltatore nel senso del paziente. Le valutazioni cardiologiche che si fanno dopo l'infarto, e sicuramente ha un cardiologo di fiducia con il quale chiaramente esegue poi gli accertamenti successivi, sono anche in questo caso basati l'ecocardiogramma, eventualmente il test da sforzo a distanza dall'evento infartuale che ci dice com'è l'andamento delle angioplastiche che sono state eseguite. Anche a lui il consiglio di avere con sé la trinitrina e il Carvasi, ma certamente non entrare in uno stato psicologico di frustrazione e di abbandono nella paura che possa ricapitare. Gli accertamenti cardiologici, di solito con frequenza o cadenza semestrale nel primo anno e mezzo dopo l'evento infartuale, ci mettono nelle condizioni di riacquistare la tranquillità, perché se l'eco è stato un buon eco dopo l'evento infartuale, cioè la contrattilità del cuore non è stata molto compromessa, se questi dolori qualche volta sono più atipici che tipici ed è stato rivascolarizzato completamente, questo mi sembra di capire visto che ha fatto poi un'altra angioplastica a distanza, portando un po' la trinitrina con sé, qualora insorgessero questi fastidi suggestivi o simili alla prima volta, già il primo elemento, il primo presidio terapeutico da adottare è l'assunzione della trinitrina, ma certamente deve ricominciare a fare le passeggiate, a camminare, perché il benessere fisico è fondamentale per una ripresa ottimale anche del cuore infartuato. Ecco, grazie dottore. Il terzo elemento, lo leggo, fumi, hai colesterolo e trigliceridi alti, la pressione elevata, sei una persona con diabete, sei sovrappeso o obeso, sei pigro e ti muovi poco, hai familiari che hanno già avuto un infarto, allora non attenderlo, evitalo modificando il tuo stile di vita. Mi sembra che più chiaro di così, come dicevano i nostri nonni, si muore. Certo. Allora, dottore, noi la ringraziamo moltissimo. Ricordiamo che la Società Italiana di Cardiologia Invasiva lavora per il nostro benessere e ci sono molti medici, molti cardiologi che stanno mettendo in guardia le persone a rischio e mi sembra chiudiamo così, non aspettare che ti venga l'infarto, anticipalo, e questo certo. Mi sembra la chiusura degna. Se vuole aggiungere qualcosa, dottore? No, lei è stata assolutamente precisa e le faccio veramente i complimenti per come ha sottolineato questi elementi fondamentali. Ecco, l'aiuto del medico di famiglia, del cardiologo di fiducia, soprattutto se esistono questi fattori di rischio, ci permette di prendere in tempo primi campanelli di allarme che sono rappresentati generalmente da un affanno che prima non avevamo o da episodi di angina, cioè di dolore
retrosternali di durata di 2, 3, 5, 10 minuti al massimo, e di lì fare gli accertamenti per intervenire in tempo con un'angioplastica, col bypass, qualsiasi cosa sarà poi necessario, o nulla, ma anche soltanto con la terapia medica, che molto spesso è in grado di controllare i sintomi, di darci una buona prognosi, piuttosto che negare a se stessi di essere soggetti a rischio. Vi ringrazio moltissimo e vi auguro buona giornata. Auguriamo a lei buon lavoro e buona giornata. Grazie, dottor Marchese. Avete ascoltato Sani nel terzo millennio,